La scuola è un'agenzia formativa molto importante per la formazione di cittadini e cittadine che siano attivi e responsabili a beneficio proprio e della comunità. Ma come avviene questo apprendimento e cosa può renderlo più efficace? Sono queste le domande che da 2 anni hanno spinto un gruppo di pedagogisti dell'Ateneo di Verona a realizzare un percorso di ricerca che coinvolge un certo numero di scuole del territorio veronese di ogni ordine e grado. Una prima ricerca pone l'attenzione su quelle che sono le attività curricolari che coinvolgono bambine, bambini e ragazzi che partecipano ai processi scolastici nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado. Grazie alla collaborazione con alcuni insegnanti di queste scuole, il gruppo di ricerca ha coprogettato degli strumenti didattici che sono stati utilizzati per educare i bambini a pensare l'amicizia come una virtù che possa essere utilizzata nella convivenza civile e democratica. Una seconda ricerca concentra l'attenzione su quelle che sono le attività extracurricolari che scuole di ogni ordine e grado, dagli istituti comprensivi al Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Verona, realizzano in collaborazione con altri enti del territorio, che siano enti pubblici o del privato sociale, al fine di promuovere quello che è l'impegno civico e sociale di studenti e studentesse di ogni età. Il progetto Reserves, la ricerca educativa al servizio delle fragilità educative, è un progetto di interesse nazionale finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Ha preso avvio nell'estate del 2019 e terminerà nel 2023. La relazione tra fragilità ed educazione è una relazione complessa. In questo progetto si è deciso di affrontarla studiando 4 ambiti in particolare. Il primo riguarda l'impegno civico-sociale di cui ho parlato, gli altri riguardano il contrasto al comportamento antisociale e violento, il terzo ambito riguarda l'inclusione dei giovani che non studiano e che non lavorano, anche attraverso la progettazione di un corso online fruibile gratuitamente che è stato appositamente progettato per rispondere ai loro bisogni, e il quarto riguarda una migliore inclusione dei minori stranieri non accompagnati anche attraverso una ridefinizione del modello educativo che li coinvolge. La conoscenza finora acquisita è stata in parte già diffusa attraverso la pubblicazione di alcuni articoli scientifici, nonché l'organizzazione di eventi pubblici erogati online o in presenza che hanno visto la partecipazione di un pubblico molto vario. E l'oggetto che ho qui in rappresentanza, il fiore del cittadino, è un prodotto di uno dei workshop che abbiamo organizzato a novembre a Roma, a cui hanno partecipato studenti universitari, insegnanti ed altri educatori che si sono coinvolti in una riflessione assieme a noi su quelle che sono le necessità educative per poter sostenere l'apprendimento di conoscenze, competenze e abilità che possano invitare studenti e studentesse a diventare cittadini impegnati civilmente e socialmente. La ricerca continua all'Università di Verona nonostante la pandemia.